Oggi una ricetta siciliana, ovvero i pitoni messinesi. Dimenticate le chiacchiere, per questo carnevale preparate i famosi pitoni o pidoni messinesi. Un involucro sottile e croccante che racchiude un cuore filante di scarola, acciughe e tuma. Allora iniziamo con la preparazione dell'impasto, quindi in una ciotola inseriamo 500 g di farina 00 insieme a 50 g di strutto oppure 40 g di olio extravergine di oliva. Poi aggiungo 10 g di sale. Poi vi suggerisco questo trucchetto, cioè aggiungere all'impasto 50 ml di vino bianco secco. Questo aiuterà a formare delle bolle in cottura. Iniziamo ora ad impastare. Quando avremo ottenuto un composto con questa consistenza sabbiosa, possiamo inserire l'acqua. Ce ne occorrerà 220 ml che dovrà essere tiepida e la inseriamo poco alla volta. Quando avremo ottenuto un panetto liscio e compatto, lo avvolgiamo nella pellicola trasparente e lo lasciamo riposare a temperatura ambiente per un'ora. E nel frattempo che aspettiamo che il nostro impasto riposi, noi prepariamo il ripieno. E per farlo ci servirà la scarola riccia, che deve essere ben lavata e ben asciutta. Per queste quantità io ne sto utilizzando 2 mazzi. Condiamo ora con sale, pepe e olio extravergine di oliva. E mescoliamo. Poi ci occorrerà 300 g di tuma, che è un formaggio siciliano, sarebbe una caciotta fresca. Se non la trovate dove abitate perché appunto è un formaggio tipico siciliano, la potete sostituire o con del primo sale o anche con una scamorza. E poi ci servirà qualche filetto di acciuga. Una volta ripreso il nostro impasto dobbiamo creare dei panetti di circa 70-80 g ciascuno. Mettiamo un po' di farina e stendiamo il panetto. Lo dobbiamo stendere molto sottile, giusto un paio di millimetri. E ora inseriamo un po' di tuma, un filetto di acciuga, dopodiché abbondante scarola, poi inseriamo ancora tuma e un altro po' di acciuga. Chiudiamo il nostro pitone messinese a mezzaluna, sigillando per bene i bordi. Dopodiché possiamo trasferirci ai fornelli per friggerli. In una pentola inseriamo abbondante olio di semi. Una volta raggiunti i 170 gradi possiamo friggere i nostri pitoni messinesi. Li giriamo spesso e facciamo raggiungere la doratura desiderata. Basteranno pochi minuti. Una volta pronti li scoliamo e li trasferiamo in un vassoio con carta assorbente. Pronto? È servito!